Tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno del 30 dicembre 2023, prima corsa riservata a femmine di 2 anni, Fiona del Sile, Florida Bar, Ostrea Bocco, Fujiko Zac, Flacca Fonte, Frida Di No, Fiandra CR, Fuxia V, Florentina SSG, Fairy Tail TC, Fedra Pax e Fosca Griff, partiti con la velocità iniziale di Ostrea Bocco, mentre ha perso la partenza praticamente Florida Bar, che ha pasticciato in partenza, e così è in vantaggio Ostrea Bocco nei confronti di Fujiko Zac, mentre c'è l'errore di Fairy Tail numero 11 TC. Fairy Tail TC, Primi 200 metri che se ne vanno in 15,6 con Ostrea Bocco, la svedese di proprietà tedesca, che conduce dopo 400 metri di gara. 31,9, in seconda posizione rimane Fujiko Zac davanti a Fiona del Sile, mentre per corsie esterne la progressione di Flacca Font, che gradualmente si porta sulle prime. 700 metri di gara completati con Flacca Font che avanza, seguita nell'azione da Fiandra CR, al largo c'è anche Fuxia AV, poi Florentina, via via le altre, ma al comando ad imporre il ritmo c'è sempre Ostrea Bocco. Ora Flacca Font decide di impegnarsi con decisione all'esterno della battistrada, mentre c'è la puntata in terza corsia da parte di Fuxia V. Fuxia V però finisce con lo sbagliare, 400 alla conclusione con numero le 9 prime due che rimangono in lotta, Ostrea squalificato. Bocco e Flacca Font. A contatto c'è sempre Fujiko Zac. Numero 7 Frida Di No, Retta d'arrivo, Ostrea Bocco squalificato. appare in difficoltà sotto la minaccia di Flacca Font, che è passata a 100 dalla conclusione, prende vantaggio Flacca Font e nel finale si distende per vincere agevolmente la lotta per il secondo, vede rinvenire bene Florida Bar al secondo. Al terzo rimane Fujiko Zac, 1,18,5. Il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Flacca Font e Antonio Di Nardo. Scusate. Prima vittoria in carriera per Flacca Font, Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, per conto del signor Francesco Caruso. Andiamo a rivedere la bella prova, la bella affermazione di Flacca Font, che sul palo emerge netta, mentre Florida Bar riesce in qualche modo a conquistare un buon secondo posto, perché aveva pasticciato in partenza ed era rimasta praticamente ultima. Al terzo chiude ancora Fujiko Zac.